Il controllo di oggi, che è attivo sull'intero territorio provinciale, si prefigge assolutamente l'obiettivo innanzitutto di fornire rassicurazione della presenza continua e quotidiana da parte dell'intero comparto. È scattato alle 13 su tutto il territorio provinciale il servizio straordinario a largo raggio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, 80 i militari dell'Arma impegnati sul campo fino a sera per un'attività di prevenzione e contrasto di reati. Osservati speciali luoghi dell'aggregazione giovanile per il fenomeno delle baby gang, ma anche le vie dei centri più frequentate, anche dai turisti, sorvegliate le arterie principali della Marca. Ci troviamo per esempio in questo momento sul Terraglio, che è uno snodo sappiamo cruciale, che collega le province di Treviso e Venezia, e quindi siamo qui con un posto di controllo per l'occasione rafforzato dalla presenza, oltre che della pattuglia della stazione di Mogliano Veneto, con 2 equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso, un autoradio, quindi automontata come si suol dire, e 2 motociclisti. Massima l'attenzione nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Con l'estate cresce infatti l'allerta per i furti in abitazione e più in generale per i crimini nei confronti dei soggetti più deboli. Le raccomandazioni sono quelle intanto di non lasciarsi avvicinare, rivolto soprattutto agli anziani, di non lasciarsi avvicinare da persone sconosciute, perché la cosiddetta tecnica dell'abbraccio consiste proprio nel contatto cercato da una donna, il più delle volte di bella presenza, che per una scusa qualsiasi, una banale scusa, ad esempio adducendo di conoscere una persona, di avere amicizie comuni o di essere una vecchia conoscenza della vittima, si avvicinano e repentinamente, senza neppure farsene accorgere, nell'immediato riescono a sottrarre oggetti in oro, la catenina piuttosto che il portafogli.